Ultima giornata di campionato sul canale YouTube della divisione calcio a 5 dalla Pala Wagner. Rosario Sortino e Ciccio Caruso della regia vi salutano per raccontarvi l'ultimo match del campionato di Serie A2 Elite tra Mascalucia Calcio a 5 e CNL Cus Molise. Prima di cominciare, ovviamente, saluti convenevoli da parte dei due roster con le panchine ai partiti. Ed è subito il primo gol da parte del numero 7 Di Stefano. Dopo pochi secondi Cus Molise, grazie a un gol di Di Stefano, prova il tiro su Azzo ed è arrivato adesso il raddoppio 17:39 con Ferroni. Grande azione in ripartenza da parte del Cus Molise che sigla il 3-0. 12:58. Il tiro invece rientra, fa la finta, bravissimo, spazio, trova Joao dall'altra parte del campo, ancora Ferrara, che tiro, mamma mia, di sinistro. 7:33. Suazo supera Marchese, prova il tiro ed è quinto gol da parte di Suazo. (5:52). Abbiamo visto, bravo per ribattere, ancora Foti per Scuderi, supera il portiere, ma Cappadonna non ci arriva ed è Suazo ad avere una ghiotta occasione per il 6-0. Ancora Palmegiani. Joao entra in area, prova il tiro. Joao sigla il settimo gol aiutato da una deviazione di Lofaro. 0:44. Sono pronti per poter dire la loro. Intanto Joao mette al centro per Palmegiani. 8-0. Suazo per Ferroni, ancora una volta Suazo che va in gol per il 9-0. Un secondo al termine di questo match e finisce qui la regular season di Mascalucia Calcio a 5 Cus Molise. 9-0 il risultato in favore della formazione ospite. Ultimi momenti in A2 Elite per il Mascalucia Calcio a 5 del presidente Nicola Caruso. E siamo arrivati anche noi ai saluti. Ringraziamo la divisione Calcio a 5 che ha permesso a tutti noi, attraverso il canale YouTube, di vivere le emozioni del futsal, la magia del futsal. Da Rosario Sortino, Ciccio Caruso alla regia, un saluto, alla prossima stagione.